Il Signore ha detto a Mosè e a Aaron in Egitto, che smes sarà per voi il primo di 12 mesi dall'anno. Faveli ora tutte la in di Israele, e dici ora così. Hai dici che smes, ognuno che si provvede un chiave di bestiame minuto per famè, un chiave di bestiame minuto per chiase. Se la famè è massa e piccole per un animale al troppo, si metterà con chi calà a sta più idonee, da ora il numero da sbocchies. I scelgerei su un animale al troppo, da ora che ognuno al po' mangianti. L'animale al troppo sarà un maschio, cince nessune pecchie, di un anno. Lo scelgerei fra mies dei rocs o da schiares. I vesi di tignino finta i cutuars di casmes, e tutta l'assemblea del popolo Israele lo sacrificherà sull'A Amon dal Soreli. I chiolerei sulle giumiere dal suo sangue, e lo metterei sugli sdossantes e sul frontale as chiases, là che lo mangereis. Da che stesso ignot si mangerà la chiara rustire sul fuoco, si la mangerà col pan cince levan e con erbe samares. Non vesi di mangiare né crude né bulide talaghe, ma rustire tasbores col chiaf, con la stalpes e con la bultrime. Non ha divanzanti in lui e palindoman, sareste palindoman la brusereste al fuoco. Invece di mangiarlo così, con la cintura sugli ombui, i sandui ai piedi e il bastone in mano, lo mangeresti in premure, a è la Pasche dal Signore. Da questo Signore, io passerai per tutto l'Egitto, e fruscerai tutti i prince na sua sta terra dall'Egitto, oms e ne mai, e facerai sentenze di tutti i Dio dall'Egitto, io, il Signore. Il sangue sarà per voi un segnale sulla chiese là che sessa sta. Vi udite che segnale, io passerai dritto, e voi non sfiglierà il flagello della distruzione quando voierai l'Egitto. Che di voi lo tegnerei sempre in memoria e farei feste per il Signore. Lo ricorderei di ete in ete. È un decreto per sempre. Per 7 giorni di file i mangerei pan cince levan. Scominciando da prima di, i farei sparire levan das vostre chiases, perché quel che cercherà pan llevat fra la prima e la settima giornata sarà bandito di Israele. La prima di i farei su una convigne sante, e una convigne sante anche a settima di. Non si farà nessun evore. I dareis d'ogni dome la spese per ognuno di voi. I vesi di rispettare la fiesta dal pan cince levan, perché lei che di che io hai fatto saltafur las vostre schiries da terra e dall'Egitto. I vesi di rispettare che giornate per tutte le generazioni, è un decreto per sempre. Il primo mese, la sera, dai 14 dal mese, i mangerei pan cince levan, finta la sera dal 21 dal mese. Per 7 giorni non si verrà richiatare levan das vostre chiases, perché chi che mangerà pan llevat sarà bandito dal popolo di Israele, che sia di foresta o ben nascut kenti. Voi non vesi cercare pan llevat, ma per tutta la che sareste sta, i mangereis dove pan cince levan. Mosè ha acclamato gli anziani di Israele e ha detto loro: Laita provvioni si bestiam minut pas vostres fames e sacrificai la Pasche.
E chiameresti anche un mac di sop, lo metteresti in welling al sang, calenta al chiadin. Nessun di voi non ha di salta fuori da parte di chiase finta a binore. Quando il Signore al passerà, le git, fur par chiastialu, al vio darà il sang sul frontal e sullo dossantes e dinanzi che ste parte all'arà dret e non lascerà che quel calpeste agli entri tas vostres chiases a fruciaus. O vesi rispiettà che stiordins, come una legge par te pai ti fis, par sempre. Quando sarete entrati sta terra che il Signore us darà come us ha promettuto, i varesi tigni su queste usanze. E quando i vostri figli us domanderanno «Ce vuole dire per voi queste usanze?» Voi si rispondereis «A lei sacrifici di Pasche per il Signore, che l'è passato diretto davanti a chiases da Israeliti, 21 per le git, quando ragliava le git e che la sparagnades le nostre chiases. Allora il popolo si buttava in genoglon e con la muse partiere. Gli Israeliti sono là e hanno fatto che il Signore aveva ordinato a Mosè e a Aaron. A mie segnoti il Signore ha fiscaduto i prins nassus da terra dall'Egitto, dal prim figlio del faraon che aveva svuto di sentarsi sulla sossente, fin al prim figlio di quel che era in prigione e i prins nassus del bestiame. Il faraon ha levato via pagnot e così tutti si è famesi e tutti gli egiziani e si è sintuto in Egitto tutto un berli perché non era chiase che non avesse avuto un morto. Il faraon ha acclamato Mosè e Aaron via pagnot e ha detto loro «Chiappaisi su e l'hai lontano dal mio popolo, Watris e i figli di Israele. L'hai a offrire un sacrificio al Signore, come che avevi domandato di là. Che lei si su anche i vostri bestiami, minuto e grandi, come che avevi domandato, ma l'hai via di chi e benedimi anche me». I egiziani sburtavano il popolo perché partisse alla svelte, perché dicevano chi i morin duci. Il popolo al chiappà sulla paste che non era neanche mo non evade e la spanarie si voluciades tas mantelines e alla portato via duz per spales. Gli israeliti facevano ciò che aveva di loro di fare a Mosè e domandavano ai egiziani robe da rinte d'aur e vestiti. Il Signore alla fatto in modo che gli egiziani avessero di buone bande il popolo e così ordavano tutto ciò che avevano loro domandato. E hanno notato di tutti gli egiziani.